Villa Albrizzi Franchetti, febbraio 2011. Attorno a questo tavolo si firmava il protocollo d'intesa tra provincia e Fondazione Cassamarca. Il presidente Dino De Poli riceveva dal presidente Leonardo Muraro la gestione e manutenzione della Perla del Terraglio per 30 anni. Fra queste mura e in questo parco avrebbe trovato spazio l'Istituto di Moda e Design dello IUAV. Villa Albrizzi Franchetti, aprile 2014. Cancelli chiusi, abbandono e declino. Ovvio che non possiamo più tacere di fronte a una convenzione che abbiamo fatto con la Fondazione Cassamarca. L'insediamento del polo universitario doveva avvenire entro 5 anni dalla stipula dell'accordo, ma da quel febbraio 2011 non si hanno notizie in merito al progetto di trasferimento dell'università. Se la Fondazione non è più in grado in questo momento di poter eseguire quanto è scritto nella convenzione, credo che sia opportuno sedersi a un tavolo, confrontarci e eventualmente riprendere in possesso dell'ente provincia l'immobile Villa Franchetti. La provincia ha dunque tutta l'intenzione di revocare la concessione se da Fondazione non arriveranno buone nuove e si pensa già al futuro della Perla. La prima cosa sarà quella di chiamare il sindaco del comune di Preganziol e il comune di Treviso per poter insieme prevedere o definire quale potrebbe essere il percorso condiviso al territorio.